Bentornati in aggiornamento con le previsioni. Nei prossimi giorni godremo di giornate soleggiate su gran parte dell'Italia, soprattutto al centro-sud, con temperature tra i 21 e i 24 gradi, possibili punte anche oltre i 26 gradi sulla Sicilia, con la stabilità a causa di un anticiclone di matrice azzorriana che porterà delle temperature comunque tipicamente autunnali, soprattutto al centro-nord, con massime fino a 21-23 gradi nella giornata di lunedì e di martedì. Intanto godremo di una giornata di domenica all'insegna della stabilità, come si evince dalla grafica, con il fronte sui Balcani pronto a dirigersi, allontanarsi verso il Mar Nero per portare delle instabilità su quelle zone e invece della variabilità sulle zone montane domenica, con tempo stabile ed alta pressione. Attenzione però, perché nella giornata di lunedì il ciclone che continuerà a stazionare sulla Gran Bretagna, questo causerà il peggioramento a partire dalla giornata di martedì sulle regioni del nord, quando già da lunedì aumenterà la nuvolosità sui settori alpini, prealpini e sulla Val Padana, con l'arrivo quindi di infiltrazioni umide d'aria fresca e questa saccatura che si collocherà nella giornata di martedì sulla Germania e intorno a mercoledì sarà nei pressi delle regioni settentrionali italiane, per portare un aumento della instabilità, con prime piogge nella giornata di martedì, specie nella serata, per l'arrivo del fronte instabile dalla Francia e la Germania farà il suo ingresso sul Mar Nero per portare quindi la creazione di un minimo depressionario dalla serata di martedì, poi con conseguenti piogge su tutte le regioni del nord, e sarà guidato anche da una massa d'aria piuttosto fresca, sempre di matrice nord atlantica. C'è da attendersi una discreta diminuzione delle temperature, con valori che potrebbero addirittura finire sotto la media a partire dalla giornata di mercoledì, mentre il sud godrà intanto di temperature anche oltre i 25 gradi. Pensate, sulle due isole maggiori toccheremo anche nella giornata di mercoledì valori oltre i 28 gradi, fin sulla Calabria e sulla estrema Puglia, che porteranno quindi delle condizioni un po' più stabili, ma mercoledì insomma peggiorerà nettamente, come abbiamo detto, sulle regioni del nord, portando quindi forti temporali. Nella giornata di lunedì, come notiamo, l'Italia sarà coinvolta da tempo stabile, ma comunque si faranno sentire i primi annuvolamenti sulle regioni del nord, cieli a tratti nuvolosi sulle regioni del nord, con probabilità di locali fenomeni a carattere di piovasco, specie sulle Alpi occidentali e sul pianure del nord-ovest, condizioni soleggiate al centro e al sud per il passaggio comunque di locali velature sottili. Temperature in aumento saranno molto più alte sulle regioni del centro e del sud, con valori anche fino a 24 gradi durante il giorno, meno al nord tra i 19 e i 21 gradi. Martedì invece assisteremo a un ulteriore aumento delle nubi sulle regioni settentrionali, con primi deboli fenomeni ma comunque non diffusi. Tra la serata e la nottata avremo un'intensificazione delle piogge al nord-ovest e sulla Toscana, con dei rovesci che probabilmente saranno anche forti sulle zone alpine centro-occidentali. Nubi invece anche qui in aumento sulle regioni del nord, ma in prevalenza senza le piogge, con temperature che aumenteranno leggermente, con velature sparse e più sole invece sulle due isole maggiori al sud. Mercoledì invece il tempo peggiorerà notevolmente. Entro il fronte perturbato, con rovesci e temporali anche a carattere di nubifragio. Più intensi dovrebbero interessare al momento la Liguria centro-orientale, la Lombardia e il Triveneto, soprattutto al mattino. Poi nel pomeriggio e nella serata interesseranno anche parte del centro e del sud, ma in questo caso sembra più esposto il versante tirrenico, soprattutto il Lazio, la Toscana, poi anche le Marche e poi anche fin sulla Campania e probabilmente anche sulla Sardegna settentrionale. Al momento queste le zone più coinvolte dalla instabilità entro la serata di mercoledì. Poi nei giorni successivi ancora da valutare con esattezza la traiettoria del fronte, ma intanto possiamo già darvi un quadro generale di quello che accadrà, perché questa è l'evoluzione delle precipitazioni previste. Questa è la giornata di martedì, come abbiamo visto, delle precipitazioni che poi si intensificheranno nella notte di mercoledì sulle regioni del nord, poi sulla Liguria centro-orientale e sul resto del Triveneto e del Friuli e sull'Emilia Romagna, portando rovesci temporali localmente a carattere di nubifragio. E poi entra un flusso più umido dalla Spagna che riuscirà ad addentrarsi nella giornata di giovedì pomeriggio fin sulla Sardegna meridionale e poi anche sulla Calabria tirrenica, sulla
sulla Campania e sulla punta della Puglia assisteremo a un'intensificazione dei temporali fin poi sulla Sicilia settentrionale, sul Lazio, poi sulle restanti regioni meridionali per la risalita di aria più calda che potrà favorire un'intensificazione dell'instabilità dal pomeriggio di venerdì. Come si nota, un forte nucleo instabile porterà dei rovesci anche a carattere multicellulare, un possibile sistema QLCS con temporali forti associati a rischio di grandinate di piccole dimensioni. Tutto da valutare, una tendenza però che si mostra fin da subito con un'evoluzione di ben 4 anticicloni. Saranno esposti uno sulla Russia, uno sulla Islanda, uno sulla Spagna e poi sul Nord Africa. Questi anticicloni determineranno quindi un minimo depressionario ben centrato sul Mediterraneo per portare quindi dei forti temporali e di conseguenza il continuo flusso di correnti atlantiche che favorirà quindi il passaggio di più fronti temporaleschi a carattere di piogge, clima tipicamente autunnale. Questo almeno per la prima parte del mese di ottobre. Avrò modo di riparlarne, ovviamente vi consiglio di seguire i prossimi aggiornamenti meteo.